Negli Stati Uniti Trump conferma l'imminente scioglimento della task force contro il coronavirus nonostante la crescente emergenza. Torna ad accusare la Cina di aver fabbricato e poi nascosto il virus. Il servizio di Andrea Rustichelli. L'unità di crisi antivirus sarà presto smantellata. Trump lo conferma mentre gli Stati Uniti passano la triste soglia dei 70.000 morti. A 7 mesi dalle elezioni il presidente mostra impazienza sulle riaperture degli stati, preme sul tasto del consenso e sfida la prudenza del mondo medico-scientifico, preannunciando lo scioglimento della task force. Nella visita senza mascherina a una fabbrica di mascherine in Arizona, Trump ha ammesso che altri americani saranno colpiti dal virus, ma ha sottolineato: dobbiamo riaprire presto il nostro paese. Lo sguardo della Casa Bianca si orienta allora all'estero, sulla Cina e sull'accusa secondo cui il virus sarebbe uscito dal laboratorio di Wuhan. Gli Stati Uniti chiedono un'inchiesta internazionale premendo anche sugli alleati dell'Unione Europea. Un monito sui rapporti internazionali a cui risponde la rassicurazione del governo di Roma. Ieri il Presidente del Consiglio aveva distinto un conto gli aiuti sanitari arrivati da Est, tutt'altro le alleanze consolidate che non si discutono. Un punto ribadito oggi dal Ministro degli Esteri. Di Maio auspica trasparenza nei rapporti internazionali, affermando di prendere seriamente le preoccupazioni della Casa Bianca. La Cina è tra i nostri partner, dice, ma i nostri valori sono quelli della NATO. Il baricentro non cambia, spiega il Ministro. Le alleanze sono chiare, l'Italia ragiona con la propria testa. Ed ora vediamo